In Austria dal 1 febbraio la vaccinazione contro il Covid sarà obbligatoria e si inaspriscono le discussioni tra favorevoli e contrari. Il Kosovo vieta le attività dei miners, gli speculatori di Bitcoin. I consumi dei loro server hanno fatto collassare le reti elettriche. I rincari dell'energia mettono alle corde le fragili economie dei Balcani, le cui industrie dipendono molto dalle centrali a carbone. In Albania gli ecologisti, appoggiati anche da Leonardo DiCaprio, combattono per difendere la valle del fiume Vjosa. Petra Hulova, stella della letteratura contemporanea ceca, racconta il suo tentativo di liberarsi dalla schiavitù dei social. L'Austria è sempre in ritardo, diceva Napoleone Bonaparte, ma questa volta è decisa a diventare il primo paese in Europa a imporre la vaccinazione obbligatoria anti-Covid a tutti i suoi cittadini. La percentuale bassa di non vaccinati imbarazza il governo, la pandemia colpisce duro, le code per il tampone per andare a lavorare sono lunghe in tutte le città, anche a Klagenfurt, capitale della Carinzia. Dal 1 febbraio l'obbligo vaccinale diventerà realtà. Un periodo di avvicinamento necessario per mettere in moto un lavoro burocratico di enormi dimensioni, poi dal 15 marzo scatteranno i controlli a campione della polizia e da una data successiva da definirsi la vera stretta che durerà fino all'aprile 2024. Dal confronto tra il registro dei residenti e la banca dati dei vaccinati verrà individuato chi manca all'appello, che riceverà una lettera con un appuntamento per vaccinarsi. Se non si presenterà nella data e luogo indicati, riceverà una multa. C'è un limite al numero di multe annuali che può essere prodotto, che è di 4. La multa sembra che sarà di 600 euro e quindi diciamo, un limite massimo di 2.400 euro. La disponibilità a pagare 4 multe in un anno, cioè 2.400 euro, consentirà alle, si spera, pochissime persone che decidono di non vaccinarsi comunque, di continuare a non essere vaccinati. Alcune categorie sono escluse dall'obbligo: i minori di 18 anni, i guariti da meno di 6 mesi, le donne incinte e chi per ragioni di salute non può vaccinarsi. Un sistema pensato per convincere a prenotare l'iniezione i dubbiosi, che in Austria sono tanti. La percentuale di vaccinati è più bassa che in Italia, è tornata a crescere solo dopo l'annuncio dell'obbligo da parte del governo. È assolutamente palpabile l'imbarazzo del governo e dello Stato per il fatto che in Austria la percentuale di persone vaccinate è così bassa. Anche il confronto con altri paesi, in primo luogo l'Italia, non è generoso nei confronti dell'Austria. E se la maggioranza dei cittadini ha accolto la nuova legge con favore, c'è chi resta scettico. I vaccini sono fantastici. Proteggono le persone accanto a noi, ma non sono una fan dell'obbligo per cui vieni punito se non ti vaccini. È importante vaccinarsi. Siamo tutti sulla stessa barca. Vogliamo che il Covid finisca. Vogliamo viaggiare di nuovo, vedere le nostre famiglie. È triste dover ricorrere a qualcosa del genere, ma se non possiamo fare altrimenti, allora è giusto obbligare le persone a vaccinarsi. Sono contraria. È brutto vedere le divisioni che si sono create tra le persone contrarie e a favore, in famiglia e tra gli amici. Ma perché in Austria ci sono tanti non vaccinati? Di solito la pubblica amministrazione in Austria usa la comunicazione in modo energico. In questo caso non ha funzionato. Il che però, da un'altra parte, fa sospettare che ci sia una sfiducia profonda nella capacità dello Stato di prendere decisioni corrette, che forse è da cercare anche in qualche scandalo di troppo che c'è stato negli ultimi 2, 3 o 4 anni. Qualcuno ha già provato a ottenere un certificato di vaccinazione falso. Tra la fine del 2021 e l'inizio dell'anno 22 persone sono state indagate. La polizia ha rafforzato i controlli e ogni giorno 1 o 2 persone vengono beccate mentre cercano di procurarsi un certificato senza essere vaccinate.
2 sequestri record di droga nel porto di Ploče, nella Dalmazia meridionale. Nel primo caso la polizia croata ha trovato 220 kg di eroina nascosti all'interno di lingotti di piombo in un container proveniente dall'Iraq. Si tratta del più grande sequestro di eroina nella storia della Croazia. Nel secondo caso i sommozzatori della polizia hanno trovato un contenitore metallico fissato con dei magneti sullo scafo di un bastimento proveniente dalla Colombia. Nel contenitore c'erano 62 kg di cocaina. Il comandante e l'equipaggio erano ignari del carico di droga. La nave, che trasportava carbone, ha poi proseguito la navigazione verso l'Italia. Gli inquirenti hanno spiegato che il traffico di droga era gestito da un'organizzazione malavitosa con affiliati sia nei Balcani sia in America Latina. Gli stupefacenti, del valore di 17 milioni di euro, erano destinati al mercato nero dell'Europa occidentale. Minare criptovalute, un'attività lucrosa che dagli originari cyberpunk, fautori della nuova finanza alternativa e decentrata, ha in poco meno di 10 anni punteggiato il pianeta di eserciti di miners, intenti ad estrarre profitti confidando nella grande potenzialità della valuta virtuale, a patto di alcune condizioni iniziali: una buona conoscenza informatica, un piccolo capitale da investire e tanta energia da impiegare, ma energia elettrica. Un miner o minatore è una persona che estrae criptovalute. Per farlo utilizza dei supercomputer che servono per convalidare le transazioni di moneta virtuale in un libro mastro digitale. Il guadagno per il miner sta nelle commissioni per la produzione di ogni singolo blocco di transazioni convalidate, ma il vero problema è la spesa per l'enorme quantità di energia elettrica consumata da questi supercomputer. Ecco perché i miner vanno alla ricerca dei paesi in cui l'energia elettrica costi il meno possibile, tra cui il Kosovo. Ed è proprio in Kosovo che dall'inizio dell'anno il governo ha vietato l'attività di estrazione di criptovalute. La grave crisi energetica preoccupa non poco il premier Albin Kurti, che a dicembre ha dichiarato lo stato di emergenza, applicando blackout controllati per ridurre i consumi. Una situazione nel paese tra i più poveri del vecchio continente, aggravata dai guasti sistematici alle centrali a carbone che hanno costretto Pristina ad importare a caro prezzo l'energia. La crisi sta colpendo duramente l'Europa e più duramente ancora la regione balcanica, dove negli ultimi anni, sulla scia di quanto è successo in Kazakistan con i minatori cinesi, il basso costo dell'elettricità ha attirato centinaia di server farm, trasformatisi però nel volgere di qualche mese da opportunità di crescita a divoratori di energia. E per quanto le criptovalute siano considerate un investimento allettante, gli esperti informatici non hanno mai nascosto il pericolo che l'attività anche in Kosovo rappresenti un modo rapido di riciclare denaro. Proprio a Pristina, già qualche anno fa, fiutando il nuovo business, c'è chi aveva puntato sul primo coffee shop in omaggio a Satoshi Nakamoto, pseudonimo del o dei creatori della criptovaluta, dove le consumazioni si pagano in bitcoin e si può investire in moneta virtuale. Scambi alla luce del sole, ma molte attività sono rimaste per lungo tempo nelle pieghe oscure dalla mancanza di controlli e delle divisioni etniche. In un paese in cui il tasso di disoccupazione giovanile è attorno al 50%, l'estrazione di criptovalute era considerata quasi una promessa per tanti cittadini. A questo si aggiunge poi una questione etnica. Nel nord del paese, a maggioranza serba, le bollette per energia non vengono pagate dal 2008, cioè da quando il Kosovo ha dichiarato unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia. Quindi con l'energia elettrica gratis ogni entrata era netta e i miner avevano addirittura dato vita a una sorta di modello economico alternativo in cui pagavano l'affitto ad altri cittadini per nascondere i propri supercomputer nelle loro case. Ecco perché il giro di vite sulle criptovalute in Kosovo può avere un impatto sociale imprevedibile in una delle regioni meno integrate e più instabili del paese. Per il momento il divieto imposto da Pristina è transitorio, ma già da tempo in Parlamento è ferma una legge di regolamentazione. Intanto si procede con sequestri, arresti ed espulsioni. In Kosovo le forze di sicurezza controllano ormai il territorio palmo a palmo, a partire dalla zona più settentrionale del paese, alla ricerca dei miners che svendono le costose attrezzature e lasciano velocemente il paese. Con il Covid che è ancora imperversa, le famiglie europee devono affrontare anche un altro pesante disagio, il rincaro dell'energia.
Per le economie dell'Europa dell'Ovest è un rincaro, per l'Europa dell'Est e soprattutto per i Balcani la ghigliottina che sta tagliando le speranze di rinascita. Tutto è iniziato con la ripresa della produzione industriale e il conseguente aumento della domanda di carburante, soprattutto carbone, sul mercato mondiale. In parallelo, l'Unione Europea ha aumentato le penali per le emissioni di anidride carbonica. Janez Kopač, sloveno, che fino a dicembre per 9 anni ha guidato la Comunità Energetica, agenzia internazionale che interconnette aziende dell'Unione Europea e degli Stati candidati, spiega come a causa della arretratezza tecnologica la crisi dei prezzi dell'energia ha colpito soprattutto i Balcani, un'area che dipende pesantemente dai consumi di carbone. Nei Paesi membri dell'Unione Europea si tende a dismettere il carbone per gli alti prezzi dei buoni che si devono pagare per le emissioni di anidride carbonica. Nei Paesi però che non fanno parte dell'Unione Europea questo non succede ancora. Si tratta di nazioni in cui le società energetiche non hanno denaro e per questo non investono per la manutenzione delle centrali a carbone esistenti. Questi impianti sono spesso fermi a causa di guasti e nel medio periodo saranno sicuramente chiusi. In dicembre in Macedonia, Kosovo e Serbia si sono guastate quasi contemporaneamente le 3 più grandi centrali di questi paesi. Tutti e 3 i paesi sono stati costretti a importare energia dall'Unione Europea pagandola carissima. Un danno provocato dalla mancata manutenzione degli impianti. Nei Balcani a investire nel settore energetico e la Cina, società statali cinesi, hanno investito nelle centrali a carbone di Tuzla in Bosnia e di Kostolac in Serbia. I cinesi cercano l'affare, non si fanno problemi. Se l'investimento nelle rinnovabili fosse più redditizio, avrebbero investito nelle rinnovabili. L'investimento in Bosnia però è stato congelato e rimane l'investimento in Serbia e basta. Sembra che anche la Cina non voglia più investire nel carbone. Nei Balcani e nell'Europa dell'Est, quando saranno chiuse tutte queste centrali a carbone? Tutte queste termocentrali sono molto vecchie, saranno chiuse perché l'investimento è già stato ammortizzato. Non so se questo succederà tra 5, 10 o 20 anni. Saranno però sicuramente chiuse e questi paesi per produrre elettricità useranno fonti rinnovabili. Per i trasporti invece la nafta e la benzina rimarranno in uso per un periodo decisamente più lungo. La compagnia russa Gazprom nel quarto trimestre del 2021 ha ridotto le sue esportazioni di metano verso l'Europa del 25%. Gli Stati Uniti di Biden hanno invece annunciato che aumenteranno le esportazioni di gas verso l'Europa. La sorgente sul Monte Pindo in Grecia, la foce a nord di Valona in Albania. Il fiume Vjosa scorre attraversando i 2 paesi per 270 km ed è uno dei grandi fiumi dell'area balcanica a rischio per la costruzione di dighe e centrali idroelettriche. Impianti che da decenni producono energia riducendo l'uso di fonti fossili, ma che secondo le associazioni ambientaliste danneggiano l'ecosistema, deviando il corso naturale dell'acqua e dei sedimenti. Sarebbero 2.800 i progetti di nuove dighe nei Balcani e 3.500 complessivamente le centrali idroelettriche attive o in cantiere tra Bosnia, Slovenia, Kosovo e Albania, secondo le Onlus Euronatur e Riverwatch, la prima tedesca, la seconda austriaca, che hanno lanciato la campagna internazionale Salviamo il cuore blu dell'Europa. La valle del Vjosa è considerata uno degli ultimi paradisi naturali. Il fiume scorre senza interruzioni artificiali di rilievo e conserva una grande biodiversità. Per questo oltre 150 Onlus internazionali chiedono al governo di ritirare una quarantina di permessi per la costruzione di nuove infrastrutture industriali. Our vision, in fact, is to declare the Vjosa River a national park.
La nostra visione è quella di dichiarare il fiume parco nazionale. Noi abbiamo lanciato una raccolta firme sulla piattaforma change.org a questo scopo. Lo scorso febbraio, inoltre, abbiamo inviato al governo una richiesta ufficiale e dettagliata, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Abbiamo sentito delle promesse attraverso i media, ma niente di concreto. Nothing concrete yet. Tra i testimoni della campagna l'attore americano Leonardo DiCaprio, che sui social ha recentemente scritto: un parco nazionale del Vjosa attirerebbe 1,5 milioni di visitatori all'anno e genererebbe circa 20 milioni di reddito. Durante l'ultima campagna elettorale il presidente Edi Rama si era detto favorevole all'istituzione di un parco, ma dal 2013 a oggi, racconta Sazan Guri, geologo e ingegnere tra i più noti animatori del movimento ambientalista albanese, le centrali idroelettriche sono aumentate da 200 a oltre 1100 impianti di piccole e medie dimensioni. Circa 400 centrali sono in funzione, oltre 400 in costruzione, le altre in fase progettuale. Nella zona delle Alpi albanesi, a nord del paese, negli anni 60 le centrali idroelettriche sul fiume Valbona erano solo 3, oggi sono 14. Nonostante recentemente 2 impianti siano stati bloccati, ne restano ancora 12 in attività, troppi secondo l'ambientalista. Il governo vuole trasformare l'Albania in un superproduttore di energia. Secondo una legge del 2012, quando al governo c'era ancora Berisha, ogni compagnia può prendere dai fiumi il 98% di acqua. Ora, se lasciamo senza acqua un paese che è costituito da montagne per il 70%, rischiamo di modificare l'ecosistema, la biodiversità, la vegetazione, la vita degli animali e le attività agricole delle piccole comunità locali che praticano agricoltura e pastorizia. Perché abbiamo bisogno di energia se distruggiamo tutto il resto? È un progetto folle. This was stupid. È crazy. Aveva appena 22 anni quando uscì il suo primo libro. Fu un esordio brillante, quello della talentuosa scrittrice ceca Petra Hulova, che ci accoglie nella sua casa di Praga. Da quella prima opera, dal titolo Tutto questo m'appartiene, che in breve tempo divenne uno dei nuovi libri più letti nel paese all'epoca, sono seguite ben 11 opere, di cui 3 tradotte in italiano, e l'ultimissima, The Movement, proprio nel giorno in cui le facciamo visita, le arriva la telefonata dalla casa editrice. L'Italia vuole il libro e quindi anche questa storia sarà tradotta. Il libro è una critica alla società contemporanea, racconta un'utopia nella quale il movimento femminista guida il mondo e gli uomini vengono portati in centri rieducativi per imparare ad apprezzare le donne per le loro qualità interiori. È vero che parlo in prima persona, ma non sono autobiografie le mie. Alcune sì, ma in genere non sono io che parlo. Quello che mi interessa è la prospettiva di un personaggio, di un singolo. Mi piace vedere le cose da una prospettiva perché è l'individuo che mi interessa. Capelli raccolti, neppure un filo di trucco. Petra è oggettivamente bella, ma non fa nulla per mostrarlo, e anche nei suoi romanzi sembra cercare l'essenzialità dei protagonisti. Le eroine dei miei romanzi sono donne di vario tipo. Di certo non si tratta di eroine in cui è facile identificarsi. A me interessa descrivere personaggi che siano attraenti e appetibili, ma dall'altra parte anche che provochino repulsione e che siano antipatici. Questa tensione tra l'elemento buono e quello cattivo, a mio avviso, è molto importante nel lavoro di uno scrittore, specie se lo scrittore è interessato a descrivere degli esseri umani. Parla un fluido inglese, Petra, che è stata una studentessa con borsa di studio Fulbright a New York, e con lei parliamo del Me Too, fenomeno partito proprio dagli Stati Uniti contro le molestie sessuali e diffusosi poi in tutto il mondo per condannare la violenza sessuale subita soprattutto sul posto di lavoro. Penso sia stato utile e penso abbia scoperchiato un orrore enorme che per decine di anni è stato tollerato. Ma un altro passo importante da fare è chiedersi come sia possibile che una cosa come questa sia andata avanti così a lungo. Se non riflettiamo su questo, il problema non sarà mai risolto.
Petra è mamma di 3 figli, una piccolina di 4 anni che prende tutta la nostra attenzione e altri 2 ragazzini adolescenti. Si interroga sul loro futuro, si mette in discussione al punto di scegliere di vivere senza tecnologia e soprattutto senza smartphone per 7 mesi. L'ho fatto perché mi sentivo travolta dalla tecnologia e dalla comunicazione, cercavo un vivere più autentico. Dopo 7 mesi quello che ho scoperto è che il mio vissuto, più che autentico, è diventato solo. Ho provato moltissima solitudine e questo perché ho capito che la vita autentica che cercavo si era spostata su internet. La vita delle persone è soprattutto online. Questa cosa la trovo triste, mi fa anche paura, ma io come singola persona non posso fare nulla e rifiutare tutto questo non aiuta a migliorare le cose. Nikam ne vede.